Passando ragazzi ai migliori e ai peggiori, e partendo dai migliori non posso naturalmente non dire che in assoluto il migliore in campo è stato Antonio Vergara, ragazzi ha fatto delle giocate veramente che io definirei da fenomeno, con una classe veramente cristallina, giocate che poi spesso erano anche funzionali al resto della squadra, ha fatto per esempio delle giocate che alla fine sbagliando il passaggio finale, ma perché ci può anche stare, insomma, che deve ancora finire di prendere confidenza, a volte anche un po' di stanchezza, però visione di gioco e giocate e passaggi che molti altri purtroppo nel Napoli non hanno, quindi veramente in assoluto il migliore in campo. Come migliore in campo voglio citare anche Oilund che trova il gol, ma al di là di questo lotta continuamente su tutti i palloni, si ammazza durante la partita e questa è una cosa che a me fa impazzire. E nonostante una stanchezza che soprattutto verso fine partita era totalmente palese, però deve secondo me stare per forza tra i migliori, per forza tra i migliori nella partita di ieri. E un altro tra i migliori voglio citare Mati Olivera, ragazzi, perché nonostante parte lento, però come un diesel migliora minuto dopo minuto e serve soprattutto due assist, perché tutti e due gli assist portano la firma di Olivera, che permettono al Napoli nel primo tempo di ribaltare la partita, quindi assolutamente per me deve andare tra i migliori. Tra i peggiori ragazzi troviamo naturalmente Juan Jesus, mi dispiace perché non ha fatto una partita brutta, però purtroppo anche in questo caso l'errore sul rigore, il tocco di mano, ragazzi questi tocchi di mano ci stanno veramente massacrando la vita, l'ho detto, purtroppo pesa sulla sua prestazione, ha preso anche un giallo, insomma delle situazioni non lette benissimo, infatti Conte poi lo fa anche uscire, in debito di ossigeno anche lui palesemente ragazzi, però comunque tra i peggiori in campo. L'altro peggiore è Miguel Gutierrez, ragazzi, è un giocatore che a me piace tantissimo, veramente secondo me potrebbe diventare un esterno di centrocampo, un terzino incredibile, però lo vedo ancora troppo timido, lo vedo timido, sbaglia ancora troppe giocate, spesso fa degli errori venendo dentro al campo col pallone e perdendolo e rischiando di far ripartire in maniera sanguinosa le squadre avversarie, deve ancora crescere sotto tanti aspetti, però ragazzi io lo aspetterei perché secondo me può diventare un gran bel giocatore.